il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'esito del voto ligure in realtà contiene anche una grande lezione per il centrodestra. La lezione è la seguente: alla magistratocrazia si risponde giocando in attacco, non in difesa. Non si accettano, come dire, le premesse di questa stortura pluridecennale del sistema italiano, le si contesta. L'assedio mediatico giudiziario si spezza, non si rifugge, non si tenta di scavalcare, di ignorare, peggio ancora di scenderci a compromessi. No, si spezza perché i cittadini, gli italiani, in questo caso i liguri, gli elettori non ci credono più, non ne possono più del fatto che la normale contesa politica tra due alternative di paese, di società, di regione, in questo caso in campo, venga alterata dall'irruzione di un altro potere, meglio di un altro ordine dello Stato, che vuole creare una contesa sbilanciata, una non contesa, anche perché su 10 volte che interviene, 9,5 interviene contro una delle due parti in causa, il centrodestra. E loro signori pensavano che funzionasse ancora, erano convinti che Orlando andasse incontro a una sorta di applauso permanente più che una campagna elettorale. Non è stato così. Il centrodestra è stato lucido a tenere il punto politico sul buon governo che è oggettivamente andato in scena in Liguria, lucido sulla scelta del candidato che rappresentava questo modello, anzitutto il modello Genova, anzitutto il modello Rinascita dopo il ponte, quindi non solo a non rinnegare ma a rilanciare. Non è stato sempre tutto lucido da un punto di vista, diciamo, umano, che pure conta, perché visto che ormai l'assedio mediatico giudiziario è rigettato dall'elettorato, non c'era bisogno di fare, come hanno fatto alcuni esponenti del centrodestra, dobbiamo dirlo, nazionali e locali, e cioè di fischiettare su Toti, di fingere di non averlo sostenuto, addirittura di buttare là allusioni scettiche o prese di distanza, insomma di dare il classico calcio dell'asino quando qualcuno, magari un concorrente interno, è nella polvere. E questo è proprio fare il gioco dell'assedio mediatico giudiziario. Qualcosa del genere si è vista in Liguria e in Italia. Devo dire che da un punto di vista della cronaca è stata una felice eccezione quella di Matteo Salvini, che da subito ha dichiarato solidarietà umana, oltre che vicinanza politica, a Toti, che da subito ha rivendicato e non ha mai omesso in nessun appuntamento sulla campagna elettorale ligure la rivendicazione della eredità del buon governo totiano, confermata peraltro anche dall'esito dei candidati proprio riferibili a Toti nelle liste, ma soprattutto ha voluto spezzare insieme a lui l'assedio e lo ha voluto dichiarare pubblicamente. Ecco, questa è una grande lezione per il centrodestra. Se tutto il centrodestra all'unisono avesse tenuto questo atteggiamento, oltre alla vittoria politica ci sarebbe stata ancora di più una grande lineare vittoria d'immagine. E l'altra grande lezione, se volete, è la proiezione sul nazionale di quanto detto fin qui. Si gioca in attacco, non in difesa, quindi sulla riforma della giustizia si va in fondo, si deve andare in fondo ora o mai più. Nessuna timidezza, edulcorazione, rinvio, anche onestamente nessuna ricezione
di contributi dell'opposizione che su questo tema non possono che essere gattopardeschi, visto che la sinistra è sempre stata la beneficiaria della magistratocrazia, cioè sostenere l'azione riformatrice del ministro Nordio e anzi rilanciarla, anche perché Nordio sembra il primo ministro che ha chiara la decisività proprio strategica per il sistema paese di riformare la giustizia, che non sembra avere timore del sistema, per usare la fortunata e fondata espressione di Palamara. Pezzi di centrodestra sostengono chiaramente questo atteggiamento in attacco, di nuovo è cronaca la Lega, di nuovo è cronaca quella parte di Forza Italia più nitidamente legata all'eredità berlusconiana garantista liberale. Speriamo anche in questo caso che tutti i pezzi del centrodestra convergano su questa battaglia strategica per il Paese e per i cittadini che quotidianamente si scontrano col suddetto sistema. Quindi la lezione ligure per il centrodestra dopo questa vittoria è che si è vinto perché si è giocato in attacco e sulla riforma della giustizia bisogna giocare in attacco. Grazie a tutti, a domattina.